maestre di Paolo Pittarello a Loris Trabuio, suona forte l'allarme sicurezza nelle aule di giustizia. Appello dell'ordine. La lotta allo spaccio e alla criminalità organizzata saranno tra le priorità del nuovo comandante dei Carabinieri della provincia di Venezia, il generale di brigata Nicola Conforti. Lo Stato deve 5 miliardi di euro alle piccole e medie imprese del Veneto. La cifra, calcolata dalla CGIA di Mestre, è imputabile a grandi aziende pubbliche, ministeri o enti locali di altre regioni. La crisi innescata dall'impennata dei prezzi sta mettendo sul lastrico sempre più famiglie. Un appello al governo arriva dai lavoratori stagionali del turismo. Nei giorni scorsi in piazza San Marco è tornata l'acqua alta, ma a fine mese saranno conclusi i lavori per il posizionamento delle barriere mobili provvisorie che terranno la basilica all'asciutto. A Sant'Erasmo torna la vendemmia. Dopo 2 anni di stop per la pandemia e la crisi dell'agricoltura provocata dalla siccità, l'isola torna a celebrare le sue tradizioni. 2 percorsi di gara da 11 e 5 km senza 1 metro di asfalto. Boom di adesioni per la prima gara podistica interamente sulle spiagge, organizzata al Lido di Venezia. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque suona forte l'allarme sicurezza nelle aule di giustizia, e questo dopo l'aggressione in aula bunker a Mestre di Paolo Pittarello, che ha colpito con un pugno Loris Trabuio, un gesto eclatante che secondo il sociologo Gianfranco Bettin potrebbe rappresentare anche un avvertimento. Sei un infame, dopo questo urlo si è scatenato il parapiglia all'aula bunker di Mestre, dove era in corso l'udienza del processo sulla Mara del Brenta. Paolo Pittarello, 74 anni, considerato uno dei capi dell'organizzazione criminale, ha prima colpito con un pugno il suo ex sodale Loris Trabuio, 53 anni, imprenditore nel campo dei trasporti, poi ferendolo con un coltellino, non si sa come è sfuggito ai controlli. Entrambi poi sedevano nella stessa cella in aula. Federica Santinon, presidentessa dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, esprime sconcerto e forte preoccupazione. Esprimo grande preoccupazione per il gravissimo fatto avvenuto ieri in aula bunker a Mestre. Sono sconcertata perché fatti del genere non possono e non devono mai accadere. Auspico che sia garantita per tutti maggiore sicurezza all'interno delle aule di giustizia, sottolineando che i difensori sono già sottoposti a controlli nel momento degli accessi ai tribunali. Ho personalmente portato la solidarietà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ai difensori presenti ieri. E a proposito di solidarietà, gli avvocati veneziani l'hanno espressa anche nei confronti di Masha Amini, ragazza curda di 23 anni colpita mortalmente dalla polizia irachena solo per aver fatto intravedere i capelli dal velo. Tornando all'aggressione in aula bunker, il sociologo Gianfranco Bettin sottolinea 2 aspetti. Un gesto clamoroso vorrebbe mandare 2 messaggi. Uno riguarda l'autore che dice: sono sempre io, irriducibile, questa è la mia idea di malavita. Il secondo riguarda chiunque come Trabuio volesse, come sembra Trabuio stesse facendo, in qualche modo collaborare a smantellare la nuova malavita organizzata veneziana. L'invito è quello di vigilare. Un messaggio un po' sgangherato, ma insidioso, di cui va tenuto conto. I tempi sono diversi, ma bisogna continuare a vigilare, impedire che si radichi questa mentalità e soprattutto un'organizzazione capace di rilanciare in modo efficace e quindi temibile i tempi peggiori della malavita locale. La lotta allo spaccio e alla criminalità organizzata, ma anche a fenomeni in crescita come la violenza domestica, saranno tra le priorità del nuovo comandante dei Carabinieri della provincia di Venezia, il generale di brigata Nicola Conforti. Che idea si è fatto del territorio veneziano? Territorio complesso, ma allo stesso tempo interessante. Nicola Conforti è il primo generale di brigata a ricoprire la carica di comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia.
Al comando generale è stato capo ufficio cooperazione internazionale e quindi vice capo secondo reparto, prendendo parte a missioni internazionali per conto delle Nazioni Unite in Bosnia e Erzegovina e in Libano. Arrivato in città da pochi giorni, è già al lavoro su uno dei fronti che generano più preoccupazione, soprattutto nell'entroterra veneziano. È innegabile che il traffico di stupefacenti e lo spaccio sia qualcosa di, soprattutto su Mestre, evidente, per cui è sicuramente uno degli ambiti dove più cercheremo di incidere, soprattutto utilizzando le risorse che il Comando Legione Carabinieri Veneto ci ha messo a disposizione nell'ultimissimo periodo. L'infiltrazione prima e il radicamento poi della criminalità organizzata nel veneziano probabilmente non genera lo stesso allarme sociale di altri fenomeni, ma rappresenta comunque uno dei problemi più gravi e pericolosi per il territorio. Sicuramente la criminalità organizzata ha interessi laddove l'economia si muove e quindi è anche interesse rimanere in una forma, diciamo, silenziosa, quindi meno visibile, meno percepibile, ma non per questo meno pericolosa. E questo sicuramente è un altro ambito di prioritario interesse che il Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, con le proprie articolazioni specializzate, cercherà di affrontare nel migliore dei modi. L'economia con le parole del presidente di Assindustria Veneto Centro ieri ad un convegno di giovani industriali a Stra. Sono un europeista, ha detto, ma se dalla Unione Europea non arrivano risposte dobbiamo salvarci la pelle da soli, come fa la Germania. La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica. Abbiamo la Germania che ieri ha messo sul piatto 200 miliardi di scudo di protezione per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani. Questo io penso che sia il primo dovere assoluto che deve prendere il governo nel suo primo appuntamento, ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti e di essere appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. Io penso che dobbiamo cercare di salvarci la pelle. Chiaro che io sono un europeista convinto, però se dall'Europa non arrivano risposte, è da mesi che attendiamo una risposta sul price cap, innanzitutto pensiamo a salvare il sistema manifatturiero del nostro paese in maniera decisa, con manovre, torno a dire, che devono essere straordinarie, immediate, ma anche con manovre strutturali, che ci sia un piano energetico chiaro e preciso e che possa navigare il paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Siete fiduciosi con questo nuovo governo che si possa realizzare? Io spero che ci sia molta competenza, che si capisca soprattutto e si percepisca l'urgenza di cui c'è bisogno, e quindi lo aspettiamo ai nastri di partenza. E purtroppo non ci sarà solo la bolletta di ottobre, ci sarà poi quella di novembre, di dicembre, gennaio, probabilmente sempre peggio. Si fronteggiano, come ho detto, cioè con misure straordinarie immediate. Poi le aziende, come al solito, come è successo nella pandemia, come sta succedendo oggi, sono brave, si rimboccano le maniche, cercano di trovare delle soluzioni per sopravvivere ora, ma soprattutto penso che le aziende stanno anche guardando oltre e quindi con misure strutturali per anche sopravvenire a queste esigenze forti in termini di energia e di gas. Lo Stato deve 5 miliardi di euro alle piccole e medie imprese del Veneto. La cifra, calcolata dalla CGA di Mestre, è imputabile a grandi aziende pubbliche, ministeri o enti locali di altre regioni. Puntuali invece i pagamenti degli enti locali veneti. La nostra pubblica amministrazione continua a pagare in ritardo i propri fornitori. Si stima che le imprese venete abbiano almeno 5 miliardi di euro di crediti con lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche. La buona notizia è che la situazione in Veneto è migliore rispetto ad altre zone d'Italia. La brutta è che comunque le piccole e medie imprese venete attendono ancora mancati pagamenti dalla pubblica amministrazione per almeno 5 miliardi di euro. A scorrere lo studio della CGA di Mestre risalta una significativa differenza nei tempi di pagamento tra lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche. Se infatti in Veneto, regione, province, comuni ed aziende sanitarie risultano puntuali, se non addirittura spesso in anticipo nei pagamenti, grandi aziende pubbliche, ministeri o enti locali di altre regioni raggiungono anche i 2 mesi di ritardo. Anche perché, secondo la Corte dei Conti, si starebbe consolidando il pagamento in tempi brevi delle somme più consistenti e solo in seconda battuta del resto.
danneggiando quindi le piccole imprese che generalmente lavorano in appalti o forniture di entità inferiore. Vista la situazione di difficoltà in cui versano tantissime PMI, la cosa non è più tollerabile. Il nuovo governo dovrà intervenire subito e risolvere anche questa questione, consentendo alle aziende vittime di questo sopruso di compensare automaticamente i debiti fiscali con i soldi che avanzano dallo Stato. Questo automatismo potrebbe risolvere un problema vecchio di decenni, sanando le gravi difficoltà che produce in quella piccola e media imprenditoria che si ritrova senza liquidità a disposizione. E la crisi innescata dall'innalzamento dei prezzi sta mettendo sul lastrico sempre più famiglie. Arriva un appello al governo dai lavoratori stagionali del turismo. La stagione estiva è finita e migliaia di lavoratori andranno in disoccupazione, poiché a causa dei continui rincari le attività chiudono, innescando un effetto a domino che colpirà tutto il settore lavorativo, non solo il turismo. L'impennata dei costi dell'energia che sta innescando una crisi a domino in vari settori della nostra economia è l'ultima ammazzata per coloro che da anni ormai lottano per uscire dall'invisibilità, per ottenere un riconoscimento da parte dello Stato. Non a caso si sono ribattezzati i lavoratori invisibili, vale a dire lavoratori precari, stagionali, a chiamata, con pochissime tutele e spesso dimenticati dallo Stato sociale durante la pandemia. Un movimento nazionale che è partito da Jesolo, da chi come Ellen Grendene è riuscita a portare le loro richieste in Parlamento, ma passata una crisi ne è arrivata un'altra. Tutto aumenta, dalle bollette che triplicano agli alimentari. Gli aiuti dello Stato non arrivano. Stiamo diventando tutti invisibili per il sistema. Quindi chiediamo a gran voce al governo cosa intenda fare di concreto per tutelare i lavoratori invisibili. Lo Stato ci deve delle risposte immediate e concrete, così come si fa a carico del destino di un'impresa tutelandola. Ancor di più deve farlo con le famiglie, perché le imprese possono fallire, ma le famiglie no. Nei giorni scorsi in piazza San Marco è tornata l'acqua alta che ha allagato anche la cattedrale. La buona notizia però è che, ed è la conferma, al più tardi entro fine mese saranno conclusi i lavori per il posizionamento delle barriere mobili provvisorie che terranno la basilica all'asciutto. Nei giorni scorsi, come era stato indicato dalle previsioni, l'acqua alta è tornata a farsi vedere a Venezia, in particolare in piazza San Marco e in Basilica, ancora finita sott'acqua. È salita così di nuovo la preoccupazione dei residenti, in particolare circa la tutela della Basilica di San Marco. Le imprese che stanno procedendo alle installazioni delle barriere mobili provvisorie attorno alla Basilica hanno però confermato che entro la fine di questo mese l'intervento verrà ultimato. Inizia il mese di ottobre e possiamo dire che, fatti salvi imprevisti che a oggi però non si intravedono, entro la fine di questo mese il cantiere per la realizzazione della barriera in vetro a protezione della Basilica di San Marco troverà conclusione. Già dalla prossima settimana inizierà la posa dei vetri che mancano per completare il tracciato. Così la Basilica potrà rimanere all'asciutto anche quando l'andamento della marea sarà inferiore alla quota dalla quale scatta l'entrata in funzione del Mose. Per tutto il fronte della Basilica e di conseguenza poi le settimane successive saranno dedicate a lavori di completamento, di pavimentazione e di stabilizzazione dell'opera. Quindi possiamo assolutamente dire che siamo in vista del traguardo. Un cantiere che è stato lungo, complesso e non senza ostacoli. E con la conclusione del mese di ottobre anche questa opera, che ha avuto un percorso accidentato e sofferto, che in qualche maniera ha dovuto pagare un prezzo anche abbastanza alto in quanto a problemi di cantiere e non solo di cantiere, sta vedendo il traguardo.
A Sant'Erasmo torna la vendemmia, festa con la pigiatura del mosto, prodotti tipici come il carciofo violetto, l'artigianato locale e la benedizione dei carri agricoli. Dopo 2 anni di stop per la pandemia, l'isola torna a celebrare le sue tradizioni. Da 3 anni attendevano questo momento. Tutta l'isola di Sant'Erasmo, nella laguna di Venezia, domani celebrerà la festa del mosto. Ci sarà anche la tipica pigiatura del mosto, la possibilità per tutti di degustare i prodotti tipici locali, dall'uva al carciofo violetto, le castraure, ma anche di giocare per i bambini. Il clou domani, ma come spiega Stefano Nardin, presidente del Comitato Festeggiamenti di Sant'Erasmo, si inizia già questa sera. Riproponiamo quest'anno, dopo i 2 anni di blocco per la pandemia, la tradizionale festa del mosto, che è raggiunta alla 44esima edizione. Cominciamo questo pomeriggio con un laboratorio per bambini e poi questa sera con uno spettacolo di cabaret organizzato dai ragazzi del luogo. Domani programma molto sostenuto con tante iniziative, soprattutto a partire da mezzogiorno, con uno spazio dedicato ai bambini. L'isola conta su circa 650 abitanti, dei quali più di 50 sono coinvolti come volontari nell'organizzazione della festa, un record. Si può in questa giornata meravigliosa degustare tutti i prodotti del nostro luogo, della nostra isola, e soprattutto in questa occasione proprio il mosto tipico dei nostri vigneti. Per questa occasione il Comune di Venezia con ACTV ci ha dato una grossa mano e ha messo a disposizione un ferryboat per la giornata proprio di domani, per poter far agevolare le persone che verranno qui ad esporre i loro prodotti e il loro artigianato. Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno e sono decine gli eventi previsti in tutto il Comune di Venezia per sensibilizzare sul tema. La Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, ha portato l'esperienza di quanto fatto in Laguna nelle aule del Senato. Dal 2018 solca le acque della Laguna di Venezia per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno. Ora il vaporetto rosa approda idealmente anche sulle sponde del Tevere, a Roma. Nelle sedi del Senato, la Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, ha partecipato alle celebrazioni per i 100 anni della LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori, annunciando il mese di iniziative che si svolgeranno ad ottobre in tutto il territorio comunale di Venezia. Siamo ben a 80 iniziative diffuse su tutto il territorio, dalla terraferma alle isole al centro storico. Un impegno fatto di tante associazioni, in primis la LILT, perché se tutto questo è nato nel 2015 è nato grazie alla LILT. Secondo il presidente nazionale della LILT, Francesco Schittulli, solo quest'anno in Italia si prevede la diagnosi di circa 60.000 nuovi casi di cancro al seno. Una malattia che nel 95% dei casi è guaribile grazie ai progressi della medicina, ma anche grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Per questo serve maggiore informazione sul tema, perché, come ha detto Carlo Pianon, presidente della sezione LILT di Venezia, la prevenzione è vita. In questi anni abbiamo capito quanto sia drammatica la situazione, però noi vogliamo dare un messaggio di speranza. Il nostro obiettivo è far capire alle donne che la prevenzione è vita, la diagnosi precoce può aiutare a guarire questo male. Noi vogliamo che tutte queste donne non si sentano sole. È stata una serata magica per i veneziani con la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo strapiena e la voce della Big Vocal Orchestra a cantare il desiderio di vita e di salute della città. Il concerto ha aperto ieri sera il primo festival di storia della salute della città, una nuova proposta a Venezia e al mondo della sanità. Il Festival di Storia della Salute si snoderà attraverso un'intera settimana di appuntamenti ed eventi all'ospedale di Venezia, ma non solo, per rimettere al centro uno dei lasciti più importanti della nostra civiltà, e cioè la cura della persona malata.
Siamo allo sport. Venezia vince a Cagliari con un poker 4-1, il risultato della gara dominata dagli arancio-nero-verdi che conquistano 3 punti preziosi. E sabato al Penso arriva un lanciatissimo Bari. Domani inizia il campionato anche per l'Umana Reyer. Alle 18:30 arriva al Taliercio, vicino al tutto esaurito, la neopromessa Givova Scafati. Le donne invece domani saranno protagoniste a Cagliari dell'Opening Day, la giornata di apertura del campionato femminile, e alle 14 sfideranno Faenza. E grande successo al Lido di Venezia per la prima edizione del Venice Lido Beach Trail, ultima invenzione di Venice Marathon con una particolarità. I 2 percorsi di gara da 11,5 km non avevano nemmeno 1 metro di asfalto. Igor Fontanella e Beatrice Casagrande sono stati vincitori assoluti della corsa di 11 km nella prima edizione del Venice Lido Beach Trail, ultima nata di Venice Marathon, con la particolarità unica, sia per la corsa da 11 km che per quella da 5 km, di non attraversare nel suo percorso nemmeno un tratto di asfalto. Ed è stato un grande successo per la gara chiusa a 500 atleti. Buona la prima, come si dice quando si fanno i film e le scene. Noi usciamo da questa esperienza con un grande entusiasmo e la consapevolezza che questa gara può diventare una grande realtà sportiva, ma anche di promozione turistica, di un turismo diverso al Lido di Venezia, e quindi ci impegneremo al massimo per il prossimo anno. Una cosa bellissima, perché poi il maltempo che c'è stato stanotte la rende ancora più bella e affascinante, e comunque è la prima bella e grande corsa al Lido di Venezia. Esauriti tutti i pettorali della gara principale, mentre la Family Run non competitiva ha avuto altre 300 iscrizioni. Quartiere generale della manifestazione il Blue Moon, con accoglienza di Venezia Spiagge. La parola ai primi 2 classificati della gara maschile e alla vincitrice della corsa femminile. Molto bello, era dura la sabbia perché non riuscivi tanto a correrci, però poi c'era un paesaggio spettacolare. Oggi è stata una giornata molto bella, un contesto spettacolare, abbastanza dura la corsa sulla sabbia anche perché non sono preparato a questo genere di tracciato, però dai, mi sono difeso bene. Un percorso bellissimo e l'organizzazione pazzesca, veramente la segnalazione era perfetta e bellissimo anche tutto il tifo e l'atmosfera. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon sabato sera. Benvenuti al Meteo. Tra la penisola iberica e il Nord Africa si configura una vasta area di alta pressione che garantirà bel tempo e anche un rialzo termico sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 2 ottobre evidenzia un contesto stabile. Tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili addensamenti ma innocui. Temperature in lieve aumento, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, specie su pianura e costa, variabile sulla zona montana con più nubi ma sempre senza piogge. Temperature minime sugli 11-16 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato con qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 9-12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.